Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Dennis Cappellin e da un po' di tempo mi diverto a praticare speed hiking, quindi escursionismo a passo veloce e ogni tanto ci sta anche qualche corso. Oggi sono finalmente arrivato in Val Sorda, mitica Val Sorda che insomma a Verona è conosciuta perché insomma ogni tanto qualcuno si fa male, spesso, ogni tanto qualcuno si perde, si fa male, quindi insomma diciamo che non ha una gran bella nomea, però in realtà qui c'è uno dei, probabilmente credo, i primi ponti tibetani che sono stati costruiti nella provincia di Verona, quindi oggi andremo di fatto a vederlo. Allora, il percorso di oggi dovrebbe partire da Molin del Cao, dove ci troviamo adesso, proseguire per la Val Sorda, arrivare a Mondrago, Cerna, poi saliamo verso Spiazzo di Sant'Anna, scendiamo giù a Molina e andiamo a vedere il parco delle cascate e poi torniamo. Quindi percorso indicativamente dovrebbero essere circa 14 km, dislivelli intorno ai 600-700 metri, quindi insomma nulla di impegnativo, ma domani c'è la Straverona per cui non si può esagerare troppo. Come vedete questa volta ho una cartina, quindi il corso di escursionismo che sto facendo probabilmente dà i suoi frutti. Abbiamo calcolato tutti gli azimut per muoverci da un punto all'altro. Ho anche la bussola, non credo che mi serva, insomma speriamo che il GPS dell'orologio faccia il suo dovere, però insomma è giusto avere tutto. Quindi a questo punto facciamo una piccola panoramica. Là si intravede ancora un pochino la luna. Là inizia il nostro percorso. Quindi a questo punto, se voi siete pronti, io sono pronto, quindi andiamo. Stiamo procedendo verso il ponte tibetano, accesso sud, partita salitona, partita subito cattivissima. Lì dove siamo saliti, non si intravede più il bar dove siamo saliti, qui c'è il resto. Andiamo, bella salitona comunque. Eccoci qua, accesso sud al ponte tibetano. Ponte tibetano, norme di comportamento. Ve le inquadro un po' così potete leggere. Andiamo un po' più avanti. Allora, ponte tibetano, accesso sud, 420 metri. Adesso regolo l'altimetro. E sapete cosa vi dico? Niente. Diciamo qua cosa dice. Allora, luce 52 metri, freccia e mezzeria 2,17, altezza al torrente 46 metri. Io non guarderò giù,
soffro di vertigini, quindi mi basta attraversarlo e già mi suderanno le mani. Vabbè, comunque guarda, per non saperne leggere né scrivere, spuntino sul ponte tibetano. Mamma mia come scurla, ok. Oh, siamo sul ponte tibetano, spuntino abbiamo fatto, abbiamo tergiversato, adesso ci tocca attraversarla. Pronti? Via! Mamma mia come scurla. Sto guardando giù. Ragazzi, io vado piano perché soffro. È alto, io soffro di vertigini. Però, beh, direi bella vista. Guardiamo anche là, guarda, si vede là in fondo, si intravede fine della valle, sole di là. Avessimo aspettato un altro po', forse ci saremmo beccati il sole anche qui, però vabbè, insomma, non si può aver tutto. Quindi dai, con calma, se farà anche questa. Dopo meglio che tagli un po' di parole, perché sennò qua oh beh, siamo al centro. Madonna come va su eso. Dai, siamo quasi alla fine. Avrei quasi voglia di mettermi a correre, ma direi che non è una delle norme da adottare su un ponte sospeso, quella di mettersi a correre. Eccoci qua, dai, pochi metri e ce l'abbiamo fatta. Quadriamo ancora qui mappa, sentieri, percorso CAI 238, escursionisti esperti. Vabbè, sentieri della Val Sorda. Facciamo una panoramica anche da qua. Beh, insomma, adesso che il sole, ecco, vedete, parea. L'avevo appena detto, bisognava aspettare qualche minuto e in effetti bisognava proprio aspettare qualche minuto.
Eccoci qua. Allora, direi che dal rumore che viene da lì sotto non siamo molto lontani dalle cascate di Molina. Siamo ancora nel bosco. C'è un bel caldo, bello umido. Beh, fra un po' forse riusciremo ad andare anche al sole. Siamo quasi alla fine, manca 1,5 chilometri. Quindi qua, attenzione, beh, quasi quasi un bagno me lo farei anche con sto caldo, però meglio stare attenti. Bagno scampato. Qua dove tutto è iniziato, siamo arrivati. Dai, diamo subito i tempi, che così siamo, una volta detti, ce li abbiamo. Allora, 3 ore e 35 minuti, comunque 11 km e 700 metri. Allora, dislivello dice 929 metri. Allora, è un po' meno di quello che ha, lunghezza un po' meno, perché in realtà volevo entrare alle cascate di Molina, ma mi sono perso a far foto. Sono arrivato all'ingresso pieno di gente, allora ho detto ascolta, sono già in ritardo, meglio che non entriamo alle cascate, al parco di Molina, e torniamo in Rio. Quindi da lì in giù tutto di corsa. Comunque percorso bello, impegnativo. La salita al ponte tibetano è per escursionisti esperti, mi raccomando ragazzi, e anche dal ponte tibetano percorso 238 è per escursionisti esperti. Insomma, ci sono dei passaggi non banali, quindi mi raccomando, no scarpette da ginnastica, quelle per andare in città, ma insomma scarpe o meglio scarponi da trekking con una buona suoletta e una buona attacchettatura. Con calma si fa, però mi raccomando, massima prudenza. Giro sicuramente da rifare, prossima volta magari provo ad andare salire dal ponte tibetano, però dall'ingresso nord. Oggi ho fatto l'ingresso sud, un'umidità paurosa, sembrava di essere, come dice
nostro meteorologo di fiducia Meteo Caprino in Cambogia, quindi molto umido, però dai, tutto sommato un bel giro da rifare, è impegnativo. Scarpe nuove, eccole lì, inaugurate oggi, sono andate benissimo. In realtà non è la prima volta che metto questo modello, ma in realtà ce l'avevo già l'anno scorso, quindi diciamo una conferma. E che dire, vi ricordo che se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete un like ovviamente e attivate la campanellina, così ogni volta che pubblicherò un video verrete notificati. Che dire, ciao a tutti e buon giro!